Scusa, ma che stai facendo? No, aspetta, sì, Ma siamo in rec, scusa, è siamo in venuto. Ah, Ma che vuol yes, dire? yes. Ma che yes? I don't wanna get a final. Ma che non vuole ma che lingua è? Sto parlando. Siamo in onda, ragazzi. Sono con l'Europa, con la Presidente dell'Europa. Ragazzi, che devo Va dire? bene, Possiamo va bene, salutare il provvederemo. Ciao, ciao. Ma che provvederemo? Von der Leyen, von der Leyen. Ma von der Leyen, Von che der è? Leyen, la ragazza, Ma von la der Leyen. fondina, Ciao, la ciao, von der Leyen. ragazza, ragazzi. Cioè, Praticamente questa trasmissione la facciamo a San Bressa perché dobbiamo scappare. Dove dobbiamo andare? All'Europa, a Brusuella. io e tu, a Tu e due, Brusuela. a Brusuella, dobbiamo fare una puntata di cucina lì che vogliono che cuciniamo per loro. Ah, insieme? Anch'io cucino? Sono circa 600 persone. E che cosa gli dobbiamo preparare se c'è Tutto quello che noi sappiamo preparare, tutto che insieme. cosa? Ah, Brusuella, aspettaci. E saluto te, che sei la camera che mi Ragazzi, assiste. ma non è vera questa Ma poi cosa, saluto ma te, che fai? che mi cogli di primo Ma piano. che mi così cogli mi di fai primo bello. piano? Mi fai Saluto bello, anche te, mamma, che è è questo lato impazzito, tuo. raga, oggi è impazzito, Saluto ragazzi. la camera dell'artrosi cervicale. Ciao, camera dell'artrosi Scusami, cervicale. Scusami. Vabbè, ragazzi. Amica! La piccirita la dobbiamo salutare. E chi ci toglie da tutti i malanni? E lo zio Gianni. Lo zio Gianni. Bello, guarda, bello, genioso, bello. Lo sai che mi ha detto? Che ti ha detto? Mi è venuto in sogno questa notte. Ci potresti dire a Desiree se vuole passare una serata con me? Ma in che senso una serata? Zio Gianni? Con lui. Ma che cosa? Prendere una pizza, cosa? No, lui è un po' più etereo. E che cosa vuoi? Ti vorrebbe su a prendere una aperitivo. Ma no, devi dire no, zio Gianni, grazie, grazie. Allora, ti vedo un po' frenetico Allora, oggi, non oggi va faremo lievito. Aspetta che lo lievito. Lieviti. Oggi sei troppo, Lieviti. oggi sei troppo agitato. Oggi... Lieviti. Ragazzi, mi levo, dai. E così si è levata, per cui senza lieviti. Ah, senza Faremo lieviti. un impasto senza lievito. Impasti. Totalmente senza lievito, che è un impasto che risale. Ti metto tipo la croce. È un impasto che. Mi mandi la musica di Quark, per favore. È un Ma non impasto c'è, ma che stai Guarda, non ragazzi? c'è Ma la che? musica. Mi mandi la musica? Se tu Ma stai dove zitta, la siamo, musica si ragazzi? sente. Ma che? Ma io non lo volevo so. dire che questo è un impasto primordiale. Primordiale. Nel senso che magari forse la pasta sfoglia è nata da qui, perché lo faceva la nonna della nonna della nonna della nonna della nonna. Hai e finito? siamo qui a farvi vedere questo impasto without the white. Hai finito? Sarebbe Basta? senza lievito. Senza lievito, Ho hai fatto finito, una ragazzi? presentazione. Abbiamo la nostra planetaria. Oggi sono un po' preoccupata, ragazzi. Mettiamo la farina. Ma posso dirti una cosa? Non c'è niente, che facciamo? Aspetta. Farina e broccoli, che ti- piatti dobbiamo fare? Fammi ti capire. faccio vedere. Stacchiamo il gancio dalla planetaria. Vai, allora. Prendiamo una buona farina già setacciata, Dai. ottima farina. Ottima E farina. la cafolliamo qua. Noi la inseriamo, la mettiamo, la Cafollare, ci cafolliamo. sta. Ma che dai? Poi andiamo così, di gancio, Di gancio. e andiamo a mettere l'acqua già L'acqua. pesata, Sì. così. Poi dell'olio d'oliva già Ok, pesato. già pesato. così. Chiaramente poi alla Il fine sale. della puntata troverete tutte le tutto. dosi, È perché lui incredibile, mette ma tutto vero? così. Il vino? Il vino nell'impasto, pazzesco. Quindi, Allora, ripetiamo. Farina. Acqua, olio d'oliva, sale, vino e farina. vai, va bene, Stop there. va bene. Caliamo e mandiamo E mescoliamo tutto. in mescolazione. Questo andrà. Ma tu lo sai quali sono i miracoli della cucina? Che l'abbiamo già preparato Brava, precedentemente. brava, precedente. Però questo lo lasciamo andare. Però Lo io vado a lasciamo prendere andare, quello dai, vediamo già quello già pronto. preparato. Questo è quello già pronto e anche Bene. riposato. Riposato quanto? Così com'è. Posato. Così riposato. Riposato. Ma ce l'ho il tempo di dedicarti una canzone. Pure? Sei Che c'è? Ti senti male, Lotino? Che succede? Stai male? Che è successo? Che è successo? Cioè, sembra quasi che tu abbia sonno, non lo so. È la canzone d'amore che tu non capisci. Ah, una canzone d'amore così con Il questi testo era così. sbadigli. Però facciamo vedere tutto la preparazione. A un certo punto stacchiamo la planetaria, Sì. lo prendiamo con le mani,
ci prendiamo sempre un po' di spolvero. Un po' di spolvero che non guasta che non mai. guasta mai, e andiamo a lavorare. A lavorare. Così, così, così. Vedi, un impasto bello morbido, morbidone come impasto. Bello. Bello. Morbidone, senti? Facciamo un panino? Un morbidone? Senti, ecco qui. Ecco qui, lo mettiamo in questa maniera. Ce lo lavoriamo così, così, Bene. così, 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 così. E poi lo facciamo una bella palletta così e lo lasciamo Così. riposare. Fai la nina, fai la nanna. La smetti oggi? Ma la smetti? Lo fai riposare. Una volta c'erano i coltelli con i coltelli, gli utensili con gli utensili. Vabbè, dai. Era così. Ecco, questo Fluidità. così. E adesso cosa facciamo? Tu mi prendi una paddles. Vai. E prendila tu, dai, mentre che ci sei. Ma ve ne accorgete? Tu mi prendi una paddles. Ma la prendila prendi tu. già tu, non mi dai il tempo. Sì, sì, ragione hai. Mentre le scale lei andiamo a prendere questo broccolo. Broccolo. Così. Broccolo. E lo Broccolo. andiamo. Grazie, Broccolo. grazie. Vedi anche il trunzo. Io Il trunzo vado- ci serve? Ci serve, sì che ci Dai, facciamo uno Perché? zestino Perché di... il ripieno di questa schiacciata che andrò a Sarà fare fatto di trunzo, di sarà broccolo. con broccolo croccante. Ah, croccante, dai, ma Capito? buonissimo. Broccolo croccante. E quindi lo cuciniamo appena appena, immagino, Brava. no? Tu lo tagli così, tipo a foglia, come lo stai Sì, tagliando, come no? a pezzetti. A perché poi pezzetti. mi deve fungere da ripieno. E guarda che ti faccio, lo vado a mettere. Lo metti così, tutto là, Così, bello, così, così. così. E lo metto sul fuoco così. Ancora ce ne vuole? No, Basta? ci basta per fare un ripieno. Ci Vogliamo fare basta, ancora? facciamone un altro po'. Facciamo. Non essere tirchio. Non essere Dai. tirchio, dai. Ecco qua. Bello. Che dici? Eh? No? 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 Che dici? Che dici? Io va. Vabbè, ho capito. Questo viene ad assaggiarlo, diciamo. Esatto. Casomai dovesse venire... Qui non si fa come dico io, capito? Ospiti qua, scusa. Ah, se abbiamo ospiti. Questo così. Dai, allora, quindi che facciamo? Lo atturriamo? No. Ah, Lo atturriamo? Quasi esatte. Lo assassoniamo. Lo assassoniamo. Prendiamo dell'aglietto. A te. Vai. Uno più piccolo me lo dai, per Lo vuoi più favore? piccolo? Sì, grazie. Che devo mettere tutto. Questo dai. è piccolo, Perfetto. guarda. Facciamo così, che lui si scoccia subito, vedi? Si scocciato e andiamo. A inserirlo. Così senti questo profumo. Profumo di aglio. Poi guarda che faccio. Prendo queste aggiuntive. Sì? E le metti là così? metto lì così. Dai. Prendo questo e le smescio tutte così. E le smesciamo tutte insieme. Così. A questo punto che stiamo sentendo questo buon odore, Dai. aggiungiamo del sale. Un po' di sale, certo. E questi vanno in cottura così senza olio? Oh, aspetta, O metti ora un po'? ti faccio vedere cosa facciamo. Così, così, così. A questo punto mi dai dell'olio. Un po' di olio. Olive oil. Ecco qua. Ecco. E oltre l'olio, Sì? cosa ci vado a mettere? Non lo so. Dell'acqua. Dell'acqua? Una Un semplice po' di acqua? Perché me lo deve lievemente appassire, ma non cucinare. Bene, quindi lo ammorbidiamo un po', Così. diciamo, con un po' di acqua, giusto? Esatto. E per dare la giusta stufatura diamo una bella copertura. Lo facciamo. Lo copriamo. Lo copriamo. Perché così diventa broccolo. Stufato proprio, stufato, non ce la fa più. Stufato è così? Fammi vedere come è stufato. Così. No, devi ballare pure, vai. Guarda lei, guarda Vai. lei.
Così? Sì, bello. Va bene, questo lo mettiamo qua. Cioè, ormai siamo proprio Poi alla l'impasto frutta. è pronto. L'impasto è Ora ti pronto. faccio vedere cosa dobbiamo fare di questo impasto. Mentre il suo ripieno È in cottura. è in cottamento, si dice cottamento, Cottura. cottura quando dura, quando smette il cottamento. Capito? Ecco qua, questo lo giriamo così e iniziamo a lavorare questo impasto, guarda. Facciamo così, ci serve dello spolvero, Un po' così. così. Ma senza lievito perché? Senza- Scusa, per perché- sbrigarci prima? no, Qual no, è il no, è proprio un vantaggio? impasto di vecchia data, antico. Guarda, guarda, Ecco, lo allargo, ecco, lo ma allarghi. non finisce qui. Non Gli finisce. do una certa forma, no? Non Certo, finisce e facciamo qui. la pizza. No, ecco, No. sembra una pizza. Sembra una pizza, ma Ma non lo non è. lo è, No, non lo è. no. Guarda, allarghiamo e intanto che si allarga, consigli per i consigli, senza lievito. Mamma mia. Come dice la trasmissione, Ma non ce n'è lievito. appunto, consigli per i consigli senza lievito. Lievito? Anche nei consigli? C'era il lievito messo? No, non c'è lievito. Consigli per i consigli senza lievito. Prendiamo l'olio Allora, di sì. semi, guarda. Lo mettiamo qui. Sì, e ungiamo con questo olio di semi il nostro impasto, giusto? Sì, e lo allarghiamo. E lo allarghiamo. E lo allarghiamo. Sì. Così, così. E lo allarghiamo, vedi? Facciamo e lui si allarga. Ah, e lo appiattisci nel frattempo, vero? Certo. Vedi? Un pochino. Da fare sottile, sottile, sottile proprio. Lo prendiamo e lo mettiamo qua. E la mettiamo qua. Così. Poi, come si chiama questa ricetta, me lo ricordi? Senza lievito, è un Ma impasto. senza lievito, ma che cos'è? Una scacciata? Sì, ora facciamo una schiacciata proprio così, hai detto bene. Allarghiamo questo. Ci aiutiamo con le mani, bravo. Qua così, uno. Un pochino di spolvero che ci serve per fare girare la cosina. Così, Ecco. così. Così. Arrivo così. Dove vai? Ce n'è andato. Non ti allontanare di subbidiente. È un po' mattarello. Questa ti sei superata. Ti sei superata. Brava la Siamo nostra. alla frutta, ragazzi. Brava la nostra. Cioè, siamo proprio ormai Guarda, andati. olio. Vai. mettiamo, guarda, e allarghiamo. E allarghiamo. E allarghiamo. E spalmiamo, così, spalmiamo. Giusto? Sì, esattamente. Ma vuoi che assaggi i broccoli nel No, frattempo? non c'è bisogno. Che sono cotti? Puoi? No, cotti sono, aspetta, ora ci pensiamo, guarda. Vabbè. Facciamo quest'altro lavoro qua e lo andiamo a mettere qui. Ah, lo così. metti sopra proprio? Così. Pazzesco, che cosa fai? Una sfoglia tipo? Bravo, è una No. primordiale sfoglia, proprio l'hai detto. Scusa, quanti strati devi fare per curiosità? Ne faccio 3. 3 strati, va bene. E guarda che faccio adesso. Prendo tutto questo qui. Bella. E così lievita? No, no, senza lievito, non c'è lievito. Ah, non ce n'è il lievito. No. Sine lievito. Sine, 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 Bene. sine, sine. Prendiamo questa. Sì. Guarda, la mettiamo così. Mi dai uno spelucchino Sì, eccolo. così. E facciamo questo lavoro. Così. Andiamo a tagliare. Tagliamo. Questo ce lo mettiamo da canto perché faremo un'altra lavorazione. Certo, con questo ci serve, Che è quindi già sfogliato. a questo punto che facciamo? A questo punto facciamo così, guarda, prendiamo questa, dell'olio,
La cosa? Facciamo qua, spennellamelo un poco, così, i bordi, A posto, a ragazzi. posto. E tu vuoi là, così. Andiamo così. Facciamo uscire, E vestiamo questa teglietta, così. compresi i bordi, Come c'è così, l'olio, giusto? l'elasticità diventa eccezionale. Vedi? Senti, ma questo impasto al supermercato, c'è anche questo... scusa. Attacchi. Senti, ma questo Qui ti impasto attacchi. senza lievito c'è al supermercato? Come? C'è al supermercato? Questo senza lievito? Se lo volessero fare? E qui c'è il condimento già pronto. risposto. Non te ne do confidenza quando mi dici queste cose. In quei rulli, quelli lì sempre. C'è tutto, pasta Prendo frolla, una boule, pasta sfoglia, pasta dammi una marisa e trasfero pasta tutto brisée, quanto qua. pasta per pizza, queste cose. Vabbè, allora. Quindi i nostri broccoli Li abbiamo croccanti. croccantizzati. Quindi un ripieno, devo dire, anche abbastanza leggero, dai. Assolutamente. Tutto sommato. Assolutamente. Prendiamo questo che non va assaggiato e non si assaggia questo. Ti chiama Flavio, che è Dimmi successo? Flavio. L'hai preso? No, tutto qua, guarda. Come non è così? È una Ce scelta. l'ha nelle mani! Ah, vergogna. Veramente, non si può più così, non si può più questa vita. Ok, questo lo mettiamo qua. Mi dai un cucchiaio? Certo. E andiamo a riempire la nostra bella schiacciata. Bella. Così. Così. Quindi nient'altro che broccoli Così. e acciuga. Asciuga broccoli. Giusto? E ci mettiamo pure un po' di tuma. E ci mettiamo un po' di tuma a finire, ma questo ripieno è tutto broccoli Sì. e acciuga. Per Molto cui buono. diciamo vegano, va bene? Vegano, no? Ma non l'avevi assaggiato già se non ricordo Sì, male? ma poi hai continuato tu la Ah, ho cottura. capito. Buono. Oh, Ecco qua. li volevi croccanti? Sì. Bravo, perfetto. Ed è croccante. E andiamo a guarnire così, guarda. Sì. Sì. Bella abbondante. E così. Diamo una Ci pezzatina siamo. così e andiamo a chiudere in questo modo, guarda. 1, 2, 3. Lo mandiamo in cottura in questo modo, Sì. d'accordo? E poi però lo gireremo, Qua girato? sì, per finire la cottura e dorare da tutti e due i lati, o tutti e tre, come vuoi tu. No, due lati sono. E questo lo vado a portare Valla a mettere in forno. Però prima del forno prendo quest'olio di oliva, tu mi dai il pennellino e lo andiamo a brillantare in questo modo, così. E lo andiamo a mettere in forno. Ottimo. E questo è fattito. Ok. Passiamo a ottobre, è rimasto questo. Mamma mia, peccato. Peccato. Allora, questo facciamo uno strudel. Ma non c'è niente, come lo fai su strudel? È vero, hai ragione. E vabbè, vediamo cosa è rimasto in frigorifero. Facciamo uno strudel con ciò che Si resta. fanno così le ricette, Quello che c'è, quello che c'è in quello che frigorifero. c'è. Vado sì. a vedere io cosa Vai a c'è in vedere, vai a frigorifero. Vediamo un attimo. Quello allora. che c'è. E io continuo la lavorazione, mentre tu. Allora, prosciutto e mortadella. Va bene, perfetto. Perfettissimo. Va bene Perfetto. questo? Poi che altro c'è? Che altro c'è? Il formaggio questo qua, la fontina. Va benissimo. Va bene? Sì, C'è della verdura. sì, va bene. Io intanto sto sfogliando come vi ho fatto vedere prima. Questa lavorazione un po' a sfoglia, così. E andiamo a Che preparare. dici, Mia ci voglia di basta? roba, che c'è altro. C'è questo formaggio qua. Il brie, che a Il te brie. piace tantissimo, il brie. Vabbè, brie, piglialo. Brie, piglialo. Brie, C'è piglialo. una caraffa.
Quella no, quella no. Poi, che altro c'è? Senti, c'è del formaggio spalmabile, lo Eh vuoi? sì, prendilo. Ecco, questo. Sì, benissimo. Oh, e Allora, perché ti ho fatto prendere queste cose? Non E per che ne so? assaggiarle. No, ma perché questo Per fare questo, sicuro guarda. che è buono, era in Lo sai che frigorifero. cosa facciamo? Dammi il coltello. Mm. Guarda. Guarda. Me la prendi una bowl. A te? Va bene, va bene. Questa qui, guarda. Qua così. La mordo. Bella. Qua così. Facciamo piccola. Piccolina, piccolina, piccolina. Piccola. Questo non mi serve. Andiamo qua. Metti là. Quindi prosciutto, Tutto quello che abbiamo trovato in mortadella. frigo, quello che abbiamo trovato in frigo. E il brie te lo sei conservata proprio? Ah, il brie è qui, guarda, L'ho tieni. fatto sparire. Un poco di brie. Io la scorza del brie non la levo perché è muffa nobile. Non è. Sai che molti la levano? Io no. Un po' di fontina la mettiamo. Ma sì, mettiamola. Non me l'hai neanche scartata. Così. Tagliamo anche questo. E voilà. E ci siamo. E ci siamo, dai. Mi dai il formaggio spalmabile? Eccolo qua. Lo metti lì dentro Un pure? cucchiaio. Ah, fai proprio quindi un impasto, Yes. diciamo. Così. Lo mettiamo qua e andiamo a lavorare così. E abbiamo creato un ripieno con quello che avevamo in frigo. Un Bene. pezzetto di quello, un pezzetto di quello, un pezzetto di quello. Di quell'altro. Sposti questo. Siamo pronti. Questo lo leviamo, questo pure. Un po' di verdura, questi che sono. Lo sai cosa sono questi? No, che verdura Cicorietta. è? La cicoria? Che hai fatto? L'hai Cicorietta, fatta bollita? Sì, me lo stavo dimenticando, l'hai visto? Ah, ho visto. Me lo stavo dimenticando, ma lo zio Gianni dall'alto mi ha ricordato. detto la cicorietta. Come ha detto lo zio Gianni. La cicorietta? Sa mia? E io sì, perché me l'ho dimenticato, capito? Però l'importante è con il nostro pubblico essere sinceri. Noi siamo sinceri, al nostro pubblico facciamo vedere che abbiamo dimenticato Che abbiamo, l'ingrediente. che hai dimenticato? Io te l'avevo presa. Ah, hai? Certo. Ah, quando La cucino, verdura ce l'avevo. cuciniamo. Ma Quando certo. sbagliamo, Ma sbaglio. te lo dimentichi perché sei così, sei frenetico, Sì. fai le cose, sono più calma quando cucino. Quando? Quando cucino sono più In calma. che senso, scusa? Nel No, senso il che. senso del quando cucino, me lo dai per favore. No, nel senso che non mi dimentico niente, sono molto precisa. Allora, Andiamo a senti, mettere riempriamo. così. Quindi in questo caso abbiamo messo mortadella, Quello che c'era in prosciutto. frigo, per cui noi abbiamo messo questo, ma a casa possono avere dell'altro e mettere dell'altro. Ma secondo me questa è un'idea, insomma, replicabile, dai. Assolutamente. Sembra tutto che sembra che L'impasto tutto è facile, facile. sia molto bene insieme. E come dice, se stiamo bene ci sarà un perché. Ecco. E vorrei riscoprirlo stasera. Vabbè, che facciamo i dischi? Dai. Glielo metti? Questo punto. Dai, ma Bello, metti, mamma. dai. Vergognosamente E condito. come lo chiudi adesso? Con la chiave. Qui diamo un bel taglio, nulla si butta, questo l'abbiamo No. sempre detto. Mi dai una No. forchetta? Tieni. Forchetta facciamo così, guarda, così. Chiudiamo questi bordi e voilà. Prendiamo una Teias con la carta da Fornos, Sì. prendiamo lo strudels, lo mettiamo così, olio di oliva,
Olio di oliva, eccolo qua. Pennellamento. Bene, lo doriamo. Lo doriamo. Buono. Lo doriamo. Ah, lo mettiamo in forno. E Allora, allarghiamo. senti, in forno insieme all'altro, quanti gradi? Quanti E minuti? allora questo si prende una buona mezz'oretta a 180 gradi. Va bene? Bene, allora che facciamo? Poi in Sistemiamo? ultimo aumentiamo e via così. Sì, sistemiamo. Ci vediamo per Sistemiamo e l'assaggio. facciamo l'assaggio. Hai visto? Come Pronto, per magia, tutto pulito. Andiamo a prendere Dai, le nostre robe. prendiamo le nostre robe. E allora, Questo strudel meraviglioso che abbiamo condito, diciamo con quello che avevamo in frigo, ma diciamo, era quello che avevamo. diciamo quello che avevamo in frigo, però insomma poi è venuto fuori un condimento meraviglioso, devo dire, mortadella, prosciutto, Philadelphia, Questa è verdura, di tutto. la schiacciata che dobbiamo, avevamo detto. E questa è la schiacciata che dobbiamo girare, Capovolgere, quella visto? era con broccoli croccanti, E com'era, questa è con insomma. broccoli croccanti. Ragazzi, puntata Allora, di oggi iniziamo. promette molto bene, devo dire. E allora, questa E allora, la mettiamo qui. Da chi è bella. bellissima. Questa invece ti faccio un trancio per l'assaggio. Mamma Allora, mia, prendi un altro ragazzi. piatto, guarda, così. Tu mi dai un coltello e io faccio questo, guarda. Tu mi devi dire come trovi l'impasto, senza lievito. Io lo mangerei così. Guarda. Vai. Allora? Palla. La sfogliatura, quel broccolo croccante, quel contrasto della tuma, la leggerezza, perché poi in fondo devo dire che è un impasto molto leggero, no? Non c'è lievito per cui non spanza. E ora ti faccio l'assaggio di Wow. questo. E la tuma è il colpo vincente, eh? Guarda qua. I salumi, la verdura. Vai. Qui c'è tutto. Molto buono. Finisci Ci quello. vediamo dopo. Finisci. La mortadella, il prosciutto. Ciao ragazzi, alla prossima, ci vediamo. Seguiteci sempre come ci avete seguito fino No, ad ma ora. questo è Fallo veramente- guardare da questo lato. Ma che fammelo guardare, dai! No, ma questo me lo porto io. Bellezza. Buono, ragazzi. Buonissimo. Alla prossima! Schiacciata, broccolo croccante, per l'impasto non lievitato, 600 g di farina 00, 150 g di vino, 150 g di acqua, 100 g di olio evo, 10 g di sale, 15 g di zucchero per il ripieno, un broccolo, 4 filetti di acciuga, 200 g di primo sale, mezzo spicchio d'aglio, strudel, con quello che c'è, impasto non lievitato, 600 g di farina 00, 150 g di vino, 150 g di acqua, 100 g di olio evo, 10 g di sale, 15 g di zucchero per il ripieno, rimasugli da frigo e verdure.